Bene, buongiorno a tutti, bentrovati, buongiorno, ciao. Iniziamo oggi con questa presentazione, del tema orientamento. Oggi trattiamo l'orientamento. E la quadrilogia di oggi ha voluto proprio toccare, presentare questo titolo: perché orientamento è ancora un problema oggi. Nel corso di questa mattinata, insomma, ci alterneremo in più voci per presentare quello che noi come ENEP abbiamo visto, vissuto su questo tema, sull'orientamento, e cercare un po' di capire come mai oggi sia ancora un problema. Appunto tratteremo un po' le tematiche dal micro al macrocosmo e cercheremo un po' di capire quindi dove siamo piazzati come orientamento. Passeremo poi a errori di pensiero e pedagogia, per poi toccare il tema dei genitori, e per poi finire insomma su un altro tema molto alto e importante che riguarda la stratificazione sociale, e quindi poi come anche agire e come entrare in contatto con le persone, sempre in tema di orientamento. Oggi cercheremo un po' di capire meglio dove siamo oggi a riguardo del tema di orientamento. Faccio ovviamente un passo indietro, mi presento, mi chiamo Nicola Ceron. Di fatto in questo momento i titoli dicono che io sia un pedagogista. Ho fatto un percorso di studi in ambito appunto pedagogico, mi sono orientato di più per quello che è il mondo organizzativo aziendale, però sempre con l'impronta pedagogica, quindi con il focus sulla persona, sull'uomo, sul suo percorso di crescita e quindi poi di formazione. A fianco a questo mi piace dire che comunque ho anche un ruolo manageriale, in quanto insieme con la mia famiglia, con i miei fratelli, gestisco insomma un'impresa metalmeccanica, portiamo avanti l'attività del papà, che è nata più di 40 anni fa, e anche qui le competenze insomma messe in gioco sono molte. Anche dico sempre che nel percorso di studio sono nato ragioniere e poi mi sono trasformato nel corso degli anni pedagogista. Poi faccio anche il lavoro più importante, credo, e faccio il papà di una bellissima bimba di 2 anni e mezzo, e che anche questo insomma fa parte delle competenze di una persona, no? Nel gestire altre persone, ovviamente in tandem con mia moglie, quindi insomma ci tengo proprio a sottolineare che anche questo è un ruolo della mia vita. Ho voluto veramente presentarle perché come vedete lo sfondo sono dei puntini collegati da delle linee. Inizialmente a volte sembrano caratteristiche messe là di una persona, cosa si fa, chi si è nella vita privata, chi si è nella vita professionale, e credo veramente che sia un grande intreccio in realtà questo. E nella mia vita effettivamente anch'io ho tracciato linee e messo puntini che inizialmente non pensavo avessero una linearità, un senso, invece un disegno c'è. Mi piace comunque presentare questo proprio in virtù anche del tema di oggi, che tocca proprio il mondo dell'orientamento. Un insight su chi è ENEP. ENEP è un ente di formazione professionale che lavora su il territorio veneto per quello che ci compete, ma in realtà è all'interno di reti molto più alte, ENEP-Net, ENEP nazionale e poi anche Respiro internazionale. E di fatto di che cosa si occupa? Mi piace dire che ENEP si occupa di transizioni, si occupa di accompagnare persone, quindi giovani e adulti, verso dei cambiamenti, delle transizioni, dei percorsi professionali, di crescita professionale. E da oltre 20 anni appunto ENEP agisce, mette in campo, mette in atto azioni di orientamento che non sono solo appunto faccio in modo che gli studenti delle scuole medie si iscrivano alle nostre scuole, ma proprio tratta il tema dell'orientamento in quanto proprio accompagnamento delle persone verso altre strade o nuove strade.
E quindi appunto perché oggi si parla ancora di orientamento? In quale contesto viviamo? Volevo toccare un po' due macro aree, ecco, il contesto inizialmente e quindi dove siamo, che cosa stiamo vivendo oggi. Stiamo vivendo un momento di maggior disponibilità economica, di fatto, e è un contesto, un momento storico in cui la comunicazione sembra più facile. I telefoni, i cellulari sono sempre alla nostra portata, alla portata degli adolescenti, di noi adulti. Ci sembra di trovare le risposte in modo molto più facile, il dottor Google a volte non lo chiamano, e quindi anche qua la comunicazione è più facile, ma che tipo di comunicazione abbiamo? Ecco, bisogna sempre fare un momento anche di verità e di stop rispetto a questo. La varietà formativa oggi è veramente molto molto ampia, un po' per appunto quello che dicevo nei percorsi di vita di ogni persona, no? Oggi una persona veramente può intraprendere un percorso anche in età avanzata e quindi poi cambiare strada, cambiare percorso, e poi invece se facciamo un passo indietro rispetto ai ragazzi delle scuole medie che devono comunque scegliere verso il futuro, l'offerta formativa è veramente molto molto ampia. Può essere anche questo, no, un vantaggio di fatto. E un altro contesto, non c'è più linearità dei percorsi di studi, l'ho raccontato anch'io all'inizio, dalla ragioneria si può passare al mondo della pedagogia o intraprendere qualsiasi tipo di strada, e va bene, va bene. Non c'è più il bisogno di fermarsi, radicarsi in un percorso e rimanere lì per tutta la vita, ecco. Proprio perché siamo in un periodo di rapidi cambiamenti. Ormai lo sentiamo dire più e più volte che fra 5 anni esisteranno dei lavori che oggi non esistono. I ragazzi di oggi probabilmente faranno un lavoro che chissà che cos'è. E ovviamente adesso non è nessuno alla sfera magica, nessuno può prevedere il futuro, per cui insomma ci sono molte, come dire, caratteristiche di un'epoca contemporanea che stiamo vivendo, che di fatto sembra essere instabile, ma io credo che abbiamo veramente le capacità per stare in questo momento, ecco. E quindi oggi abbiamo anche, secondo me, modo di conoscere anche con i prossimi speech, avere un po' delle chiavi di lettura. Un'altra, mi piace riportare appunto dei dati. Il Workplace Report di quest'anno, insomma, di fatto dice che il 5% dei lavoratori è coinvolto nel proprio lavoro, cioè si sente parte, si sente coinvolto attivamente nel proprio lavoro. Si parla di un evento che si chiama i Quiet Quitter. Chi sono? Sono quelle persone che stanno nel posto del lavoro, però facendo il minimo, stanno lì, come dire, galleggiano. Sono presenti, fanno quello che si dice di fare e poi però non prendono iniziativa. Infatti li chiamano i quiet quitter, quindi sono quelli pronti un po' anche ad uscire, no? A scappare dal proprio posto di lavoro, e infatti sono quasi paragonati a quelle persone che sono dei missionari, che sono in chiusura di contratto, ma magari non hanno neanche, stanno lì, galleggiano e si fanno un po' andare bene la situazione. E ovviamente l'epoca che abbiamo per fortuna appena, diciamo, speriamo chiuso, l'epoca del Covid, dell'emergenza Covid, ha portato ad un passaggio di grandi dimensioni e di grandi dimissioni. Molte persone hanno cambiato lavoro, molte persone hanno deciso di spostarsi, deciso di fermarsi da un ruolo per intraprendere altre strade. Anche qui è uno spunto di riflessione, no? Che ci porta a pensare all'epoca in cui siamo, che stiamo vivendo. Passiamo al mondo degli studenti, abbiamo visto il mondo degli adulti, dei lavoratori, il mondo degli studenti universitari. Il 30% di loro dice di essere insoddisfatto rispetto alla propria scelta.
e il 20% di studenti cambia il proprio indirizzo dopo il primo anno. Questo ce lo racconta Alma Raurea, e da molti studi che stanno nascendo effettivamente nei percorsi universitari si sta vivendo un altissimo tasso di quello che viene chiamato drop out, o l'abbandono dei percorsi di studi, oppure persone che si incagliano nel percorso di studi e rimangono lì per molti anni. E ci sono, insomma, anch'io nel mio quotidiano, se penso alle relazioni che ho attorno, veramente riesco a focalizzare dei volti delle persone che comunque in epoca adulta sono incagliati in questo sistema. Un dato che viene riportato dalla Regione del Veneto, che ci ha presentato, insomma, anche la Regione Veneto, è questo. Ci dice che rispetto ai diplomati delle scuole superiori, il 44% di loro dice di non aver seguito il percorso orientativo, il consiglio orientativo, quello che arriva appunto dalle scuole medie verso la scuola superiore. Di questi un'altissima percentuale, il doppio rispetto a chi poi segue il consiglio orientativo, il doppio di loro poi ha degli insuccessi. Che cosa succede quindi? Ci si ferma, non si frequenta più scuola, si cade in una bocciatura, poi un'altra e poi un'altra ancora. E purtroppo il tasso è ancora molto alto, 44% di questi ragazzi, insomma 4 ragazzi su 10, più di 4 ragazzi su 10, secondo noi è veramente un tasso importante. Altri 45 dicono che non avrebbero rifatto quel percorso, non avrebbero fatto questa scelta di iscrizione, e un altro tasso che veramente ci piace presentare, soprattutto quando incontriamo i genitori, è che i ragazzi seguono, per il 64% di loro, la decisione delle famiglie. Siamo ancora in un'epoca, non sembra, in cui le famiglie scelgono per i nostri ragazzi, e anche qua ovviamente c'è un alto tasso poi di abbandono, di drop out. Oggi però voglio soffermarmi su un dato: questo 92% ha dichiarato di avere comunque seguito e fruito di un percorso di orientamento. E quindi appunto ritorniamo un po' anche alla domanda iniziale: c'è qualcosa che non va secondo me, no? Dati percentuali che ci dicono di alti livelli di insoddisfazione un po' su tutte le fasce, dallo studente, comunque un post diploma, comunque degli adulti dichiarano, no, che c'è qualcosa che non va, ma il dato dice che più di 9 persone su 10 hanno frequentato un percorso di orientamento. Allora ecco appunto che orientamento facciamo, che orientamento abbiamo fatto, che orientamento hanno seguito. Ed ecco che appunto veramente riporta alla domanda iniziale. In Veneto noi siamo, come dispersione scolastica, siamo al 10%. Se stiamo all'interno, come dire, della visione europea, effettivamente noi ci siamo, nel senso che l'Europa ci dice: ok, 10% è il tasso minimo, cerchiamo di stare sotto, cari Paesi membri. Noi del Veneto diciamo: bene, rispetto ad un target ci siamo. Però anche qua 10%, consideriamo quanti studenti sono in Veneto, 1 su 10 è fuori. Andiamo sui grandi numeri: se fossero 100.000 gli studenti, quelli in dispersione sarebbero 10.000, quindi insomma i numeri sono veramente molto alti, nonostante poi riportati, no, ad un semplice tasso percentuale. Ed è qui che effettivamente anche il Veneto, fortunatamente, insomma, si è attivato con delle politiche attive, proprio per cercare di intervenire e contrastare questo fenomeno. E si è visto effettivamente che l'orientamento può essere proprio una strada da intraprendere per cercare appunto di migliorare questi indici. E quindi che cosa si intende, no, per orientamento? Ho voluto fare un po' un excursus storico, perché mi piace sempre andare a capire il perché delle cose e un po' andare anche
a scavare nella storia. Rispetto ai passaggi, diciamo così, di sviluppo dell'uomo, ci sono, come dire, c'è un punto di volta. Siamo partiti dall'epoca primitiva, in cui l'epoca della cacciagione, si faceva tutti così, punto, per sopravvivere, no? Bisognava cacciare e portavamo a casa l'animale morto e si viveva, si era quindi focalizzati, si aveva un obiettivo ben chiaro. Siamo passati poi alle società antiche in cui c'era una forte rigidità sociale, una classificazione sociale, dei ceti sociali, e lì si stava. C'erano queste regole, volenti o nolenti, si stava, il famoso matrimonio combinato e così via. Le donne facevano determinate attività, gli uomini ne facevano delle altre e si rimaneva all'interno di questa rigidità. Poi è nata l'epoca delle esplorazioni e quindi come dire, ci si è spinti un po' anche l'aspetto geografico, ha portato l'uomo ad osservare, a ricercare, a studiare, a farsi delle domande. Le grandi esplorazioni, la scoperta dell'America, no? Che cosa c'è al di là? Sicuramente non sapevano che c'era qualcosa, ma hanno detto proviamo ad andare, spingiamoci oltre. E quindi è iniziato un po' a svilupparsi anche una sorta di coscienza, di consapevolezza dell'uomo per spingersi ed andare oltre. E siamo arrivati poi alla società industriale, quindi lo sviluppo di imprese, lo sviluppo di tecnologie che hanno quindi richiesto una nuova attivazione dell'uomo. La storia ci racconta che siamo passati da essere contadini a imparare a stare in fabbrica, a lavorare nelle fabbriche, no? E questa, secondo gli studiosi, è stata proprio un'epoca di passaggio. E siamo arrivati quindi agli inizi degli anni Novecento. L'uomo si attiva, si fa delle domande, si mette in moto, inizia a formarsi. Agli inizi del Novecento Pearson vede l'uomo come un profilo rispetto al posto di lavoro. Si dice l'uomo giusto nel posto giusto, e quindi la grande industria che si sviluppa, e ho bisogno di una persona che svolga questa azione. Quindi tu sei in grado? Che cosa hai bisogno? Ti formo, ti do delle chiavi, veramente degli strumenti proprio oggettivi, operativi. Quindi l'uomo è comunque visto come persona fisica che svolge un'azione, e però qua si inizia poi a fare anche degli studi, di avere ricerca, di avere delle persone che appunto ci lasciano del testo scritto, e quindi poi si inizia a crescere nel corso del Novecento, dove negli anni 30 si inizia a vedere l'uomo che ha degli interessi personali. Prima bisognava andare in azienda perché nell'industria c'era quella, porto a casa la pagnotta tramite quel lavoro là. Poi si inizia a vedere l'uomo come una persona che effettivamente pensa anche all'interno del mondo del lavoro, e quindi si fa delle domande, ha degli interessi personali, inizia a dire ma forse questo lavoro non mi piace, lo cambio, posso passare ad altro. E l'interesse personale appunto è proprio quello che inizia a muovere persone. Negli anni 60, quindi insomma avvicinandoci poi agli anni più contemporanei, si inizia a parlare di sviluppo vocazionale, quindi di percorsi, di persone che si fanno delle domande, cercano e si mettono in moto anche appoggiandosi a delle altre persone, a delle professionalità, e quindi si passa più, diciamo così, da un processo, ecco, uomo all'interno di un processo meccanico, semplicemente come manodopera, a una persona che si centra, si fa delle domande e si mette in moto a 360 gradi per cercare, individuare la propria strada, la propria vocazione. E quindi oggi si parla di orientamento in che termini? In termini di aiuto dell'individuo a prendere consapevolezza di sé, coscienza di sé, e educare questa persona a scavare dentro di sé, a trovare le proprie risorse per attivarsi.
attivarsi nella società, nel contesto in cui vive. Appunto l'UNESCO nel trattato proprio dice, mette per iscritto l'importanza che ha l'orientamento proprio in questi termini, nel termine di consapevolezza di sé, di sviluppo di sé e di come dire, di centratura rispetto alla società che sta vivendo. Ultimamente ecco, il Ministero dell'Istruzione ha lasciato anche questa definizione che dice che orientare significa fornire degli strumenti per passare, per superare dei momenti di passaggio, delle transizioni. Ecco perché appunto anche prima ho detto ENAIP si occupa di transizioni. Una transizione che cosa dice? Passo da una situazione ad un'altra. Quindi passo dalla scuola media alla scuola superiore, dalla scuola superiore all'istruzione terziaria, all'università, ma da un lavoro ad un altro, da una situazione di vita ad un'altra. E quindi, ecco, secondo non solo il Ministero, ma oggi ecco che cos'è l'orientamento? È proprio uno strumento che può aiutare e accompagnare le persone proprio in questo percorso di cambiamento, di passaggio, e che possa appunto far vivere e cogliere delle opportunità alle persone. Oggi si intende, ecco, si parla di indicatori interni. Che cosa sono? Sono quelle appunto quegli aspetti, quelle sentinelle che sono dentro ad ognuno di noi per cercare di orientarci e quindi di cercare di come dire, delineare alcune strade rispetto ad un obiettivo di vita e cercare appunto di raggiungerlo nel modo più chiaro possibile. Non è sempre così chiaro, ma cercare almeno di, ecco, di mettersi in moto per dire ok, dove sono? Ecco, purtroppo oggi viviamo un'epoca anche di passività, ma non so, non ho capito, ma così se qui sto, qui sono. E non è solo così, ecco, ognuno di noi ha innato delle caratteristiche che può veramente mettere in atto, mettere in moto. Guardo solo un attimo l'ora. Qual è l'orientamento sì, l'obiettivo dell'orientamento? È quindi quello di fare in modo che le persone trovino delle aspirazioni, trovino conoscenze e competenze per raggiungere le proprie aspirazioni, raggiungere i propri obiettivi, sviluppino degli interessi. Ecco, l'orientamento vuole mettere in moto molto. Non è una cosa così semplice, così facile. Avere queste competenze, queste capacità di prendere decisioni in maniera consapevole per sé in primis, ma anche rispetto appunto all'ambiente in cui siamo. Presento velocemente quelle che sono anche come dire, la messa a terra, ecco, delle azioni che in Veneto oggi sono attive. Ecco. Abbiamo parlato di contesto, di orientamento, che cos'è, esiste in Europa, ci sono dei finanziamenti dell'Unione Europea che la Regione del Veneto ha ovviamente accolto e appunto ha messo a terra. Con che cosa? Con delle azioni, una politica che si chiama appunto Orientati, #Orientati, della DGR 685, con le quali vedete, è un percorso triennale. Da settembre 2023 si andrà avanti fino a giugno 2026 e in realtà questo arriva in continuum, diciamo così, da altre politiche che sono nate nel corso degli anni per cercare appunto di coinvolgere più persone possibili. A mio avviso il lato positivo, ecco, di questa DGR è proprio il fatto di voler coinvolgere, io dico tutti gli stakeholders dei ragazzi
che potenzialmente potrebbero essere a rischio abbandono scolastico e quindi quei ragazzi che potrebbero potenzialmente prendere delle decisioni sbagliate. E quindi si vuole lavorare con chi? Con gli adulti di riferimento, con le famiglie, con gli insegnanti e ovviamente poi appunto accompagnare i ragazzi. E uno degli obiettivi è proprio cercare di aumentare il successo scolastico e quindi poi anche la soddisfazione poi, no, di un percorso di vita quanto più positivo. Ecco, dicevo, i target del progetto sono questi, quindi non solo gli studenti, ma anche le famiglie che accompagnano gli studenti, che vivono quotidianamente con loro, e anche la comunità educante. Per comunità educante mi piace proprio definire proprio tutti a 360 gradi, non solo gli insegnanti, ma anche le persone, gli educatori che sono a fianco, gli allenatori degli sport, chi comunque accompagna questi ragazzi in percorsi formativi. E mi piace proprio l'immagine dell'ingranaggio perché a mio avviso proprio attraverso delle azioni con determinati target poi si hanno delle ricadute o comunque dei meccanismi che si muovono in tutto questo grande percorso. E questo è un po', queste sono le reti che si sono attivate in Veneto, in provincia di Padova, e cioè praticamente in tutte le regioni e tutte le province, pardon, della regione Veneto, e con ENAIP è capofila in queste due reti, Alta Padovana Orienta e Conosco e Scelgo per la provincia di Padova, ma di fatto insomma in tutto il Veneto è presente in tutte le province con partenariati di vario genere, dal più al meno attivo, però siamo sempre partner all'interno di tutte le reti. E ecco, quindi mi piace proprio andare a chiudere vedendo l'orientamento come un viaggio. Ho riportato una mappa come se fossimo all'interno di un grande Google Map, no? In primis ci si chiede chi è che viaggia, e siamo sempre tutti in viaggio, io, tu, noi, ognuno, chiunque è presente, è in un percorso, in un viaggio, è all'interno di una mappa. E la cosa principale è innanzitutto fermarsi, e quindi appunto come proprio il paragone di Google Maps, no? Prima, ok, vediamo la destinazione, ma dove sei tu? Qui, ok, centrati intanto, centriamoci. Tenendo consapevolezza però che siamo sempre connessi con la realtà che stiamo vivendo, quotidiana. Ecco, mi piace riportare lo sfondo che avevo messo all'inizio dei fili che si intrecciano, proprio perché sembra che anche se siamo adulti ci siamo, come dire, messi in un percorso, ma in realtà ecco, le transizioni che viviamo sono quotidiane o anche su un periodo. Viviamo una transizione, ok, e poi succederà qualcos'altro. E bisogna sempre avere quella consapevolezza di dove siamo e di qual è poi appunto il contesto in cui vivo, proprio perché le decisioni che io prendo sono anche strettamente collegate con il contesto. Ecco, chiudo con questa vignetta che mi piace molto. Pensi mai al futuro, Linus? Oh sì, sempre. Come pensi che vorresti essere da grande? Vergognosamente felice, ecco, anch'io me lo sto chiedendo, mi chiedo sempre anch'io che cosa voglio essere da grande, e vedo che alla fine si ritorna qua. Intanto voglio essere felice, vivere bene, stare bene in questo contesto in cui sono, ecco. Io direi che con questo abbiamo concluso, ecco, vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande o considerazioni, addirittura, grazie.